Amici telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Insieme delle Persone. Come potete vedere dall'orario sono le 21 e stiamo trasmettendo in diretta qui dagli studi di Canale Italia a Rubano, Padova. Ecco, parliamo subito degli argomenti che vorrei affrontare con voi oggi. Parleremo di autonomia veneta per capire com'è la situazione a livello di autonomia, perché comunque molte regioni sono in fermento, il sud protesta, chiede l'autonomia, quindi c'è veramente molto da raccontare. Inoltre quindi parleremo anche delle infrastrutture, TAV, 5 Stelle in rivoluzione, non si fa nulla, sembra che siamo tornati indietro nel tempo, vogliamo isolarci. E poi, domanda scottante, argomenti di questi giorni, le foibe, qualcuno ha detto addirittura che non sono mai esistite, quindi approfondiremo questi temi. Questi temi li affrontiamo con i nostri graditi ospiti, che la nostra gentilissima, ormai sta diventando anche lei famosissima, Elisa, ci dirà chi sono. Elisa, prego, a te. Sì, buonasera, benvenuti ai nostri telespettatori. Parto subito con il presentare il primo ospite, il signor Federico Simeoni, vice segretario Patto per l'Autonomia. Buonasera. Buonasera a lei. Poi Pier Giovanni Sorato, coordinatore regionale del Movimento Giovani Padani, assessore all'urbanistica di Pianiga, Venezia. Buonasera. Buonasera. Nereo Tisio, consigliere comunale Padova del Partito Democratico. Buonasera. Roberto Agirmo, vicepresidente Patto per l'Autonomia Veneto. Viva San Marco. Buonasera. Alessandro Caberlon, coordinatore Forza Nuova Rovigo. Buonasera. E Daniele Ceschin, vice sindaco di Mogliano Veneto del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a lei. Bene, eccoci di nuovo qua. Ecco, ovviamente parliamo di autonomia, perché comunque l'autonomia è sicuramente uno degli aspetti che sta un po' sconvolgendo la politica nazionale. Da una parte le grandi regioni, quelle diciamo che a traino economico potente come la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, che vogliono l'autonomia a tutti i costi, e dall'altro invece le regioni del sud che in un certo senso dicono: e se quelli del nord si prendono l'autonomia, noi cosa facciamo? E via a rispolverare ideali patriottistici, lealtà, rispetto della Costituzione, l'azione è unita. Agirmo. D'amblè, così. No, così, d'amblè, cioè allora è tornata la guerra al sud, cioè dal sud che fa la guerra al nord, e il nord che fa la guerra al sud. Come mai? Qua sembra, il sud sembra dire, lo dico anche con un po' di competenza perché sono anch'io del sud, però il sud sembra dire: ma come si permettono quelli del nord di chiedere l'autonomia, ma l'Italia è unita? Allora, guarda, io aziendalmente parlando ho molti interessi e molti punti vendita in giro per l'Italia. Metà della mia azienda sostanzialmente è da Roma in giù. Credo che il problema maggiore non siano le persone, ma siano la politica del sud. Il buon De Luca, che in questo momento sta facendo fuoco e fiamme contro l'autonomia delle regioni del nord, probabilmente ha qualcosa da nascondere, nel senso che il senso di responsabilità che porta l'autonomia è qualcosa che evidentemente la politica del sud ha dimenticato. Oggi autonomia vuol dire senso di responsabilità, vuol dire la capacità di gestire le spese in modo organico, vuol dire essere coscienti di ciò che si fa. Non è possibile avere delle spese completamente diverse per gli stessi prodotti al nord e al sud, quindi se qualcuno dice che noi spendiamo di più, evidentemente non ha capito assolutamente nulla di che cos'è l'autonomia. Teniamo poi presente anche un altro piccolo dettaglio, che l'autonomia è prevista in Costituzione, per cui non è qualcuno che va contro qualcosa. L'autonomia del Veneto, così come delle altre regioni, è ovvio che creerebbe delle situazioni contingenti a livello economico particolari, ma queste situazioni contingenti sono subordinate alla incapacità attuale delle regioni del sud di gestire l'economia. Il giorno in cui anche il sud imparerà a gestire, io parlo del sud inteso come politica del sud, non i meridionali, ma parlo la politica del sud, imparerà a gestire e non scialacquare, spendere in modo inappropriato, o per non dire qualcosa di peggio che potrebbe essere anche perseguibile per legge, perché se dovessi mai dire che ci sono spese e sottospese, non è il giusto dirlo, anche se lo penso, quindi è il caso che le regioni del sud imparino a spendere bene quelli che sono i soldi che gli vengono dati dal residuo fiscale delle regioni del nord. Però devo chiedere una cosa, Tiso, perché
Voi del Partito Democratico effettivamente avete una presenza importante qui in Veneto, però Vincenzo De Luca penso che sia del Partito Democratico. Però se Vincenzo De Luca, che ricordiamo ai telespettatori, è il governatore della Campania, dice abbiamo chiesto anche noi allo Stato l'autonomia, però non certe cose, non come fanno quelli del nord che vogliono tutto, ma solo certe cose. E sembra, ripeto, che De Luca abbia detto la scuola è uno degli elementi di Costituzione, non si può avere l'autonomia della scuola perché si pensa a spezzare l'unità del paese che prima è economica, è storica, ideale e spirituale. Se al nord non lo capiscono, glielo faremo capire. Cioè, come vivete voi del PD questa situazione in cui qui al nord siete costretti a dire, anche in Emilia Romagna, scusi se ecco, per esempio è ancora più calzante, in Emilia Romagna siete storicamente il partito dominante e al nord invece qui da noi in Veneto magari ci vuole un po' spiegare. Qui al nord, però mi permetto di dire una cosa come piccola premessa. Certo. Rispetto a tutto questo problema, che è un problema assolutamente importante. Mi è dispiaciuto leggere domenica sera un commento da parte del nostro conduttore sul Festival di Sanremo, che ci sta, non è un problema, solo che poi alla fine mi dispiace leggere che dice ma avete letto il testo, va bene, da piano. Questa non è l'Italia, caro Partito Democratico, l'integrazione non si fa con la forza imponendo le cose eccetera. Mi dispiace averla letta, a dire la verità, perché dopo, quando si dice che la RAI è occupata dalla sinistra, mi risulta che in questo momento le nomine le abbia fatte il governo attuale, quindi mi dispiace, insomma, perché secondo me legittimamente uno può dire quello che vuole. Se vuole rispondere alla domanda, poi del mio post ecco. parleremo. Mi premeva però dirlo, perché secondo me è importante, perché io sono del Partito Democratico e mi sono sentito un pochettino toccato, insomma, da sta roba. Sì, perché comunque lei ha interpretato il messaggio. No, io l'ho interpretato, l'ho letto, però era un monito per dire, perché comunque si può fare anche cultura del confronto in maniera serena. No, comunque, su questo non c'è dubbio. Il problema è che l'occupazione della RAI, questa mi sembrava un pochettino eccessiva. Vabbè, ma tornando all'autonomia, le 3 regioni che l'hanno richiesta, 2 con un referendum, di cui uno è andato buca totale, e il Veneto ha fatto il suo referendum. Io non sono andato a votare al referendum perché ritenevo che 14 milioni fossero stati buttati in una spazzatura, insomma, per fare questo referendum. Se non c'era il referendum del Veneto, non ci sarebbe stata la richiesta dell'Emilia Romagna. Allora, lo sappiamo, dai. Finora hai parlato tu, adesso parlo io, ci sono tanti, qua abbiamo il tempo che abbiamo. La questione dell'autonomia, io non sono favorevole all'autonomia, solo che devo capire ancora che cosa ci sarà dentro questo contenitore dell'autonomia, perché ieri sembrava che fossero pronti a mettere la firma, oggi già cominciamo a perdere pezzi, perché qualcuno dice no, dobbiamo discutere in Parlamento perché dobbiamo fare degli emendamenti, altri dicono no, non si possono discutere, quando c'è la firma, insomma ci sono dei problemi non da poco tra le compagini governative, e su questo credo si tergiverserà ancora. Sulla questione poi dei contenuti, quali sono i contenuti? Perché noi sappiamo quali sono le 23 competenze che potrebbero arrivare, poi il problema grosso è il residuo fiscale. Sembra che ci sia la parte diciamo in più del residuo del fisco che viene generalmente incassato, che possa rimanere in Veneto, e dopo anche la questione delle spese standard o della spesa storica. Anche questo è un bel problema non da poco. Chi la paga poi la differenza? Perché la spesa storica è una cosa, la spesa standard è un'altra cosa. Quindi c'è tutto ancora in fieri, non si capisce bene, e c'è sempre naturalmente chi solletica la Lega, cioè il Movimento 5 Stelle, che non ci sta. Per quale motivo? Semplicemente per un motivo di consenso, sia chiaro, insomma, perché da Roma in giù ha vinto le elezioni, da Roma in giù. Allora, se non verrà capita tutto questo, noi andiamo a creare un pateracchio, non un'autonomia, e il pateracchio sarà quello del rischio non solo di un'autonomia, non dico di un'indipendenza, ma di una sempre progressiva separazione. Per quello il problema non è di facile soluzione, non è perché
ripeto, se il governatore Zaia, leggevo sul giornale, ma penso l'abbiamo letto tutti, siamo ormai al 70%. Voglio capire che cosa vuol dire questo 70%, perché è ancora tutto fumo al momento. Dentro il contenitore non c'è nulla, o meglio c'è qualcosa ma è ancora in fieri in movimento, quindi non è chiaro. Guardi, io rispetto all'autonomia io sono federalista convinto, parto da questo principio perché ho studiato da storico, io sono uno storico, sono uno studioso, quindi ho studiato l'autonomia del Veneto ancora a partire dal 1866, quindi dall'annessione del Veneto in avanti, e ci sono stati dei momenti storici, dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale e anche in tempi recenti, in cui le classi dirigenti venete, sto parlando di classi dirigenti regionali che avevano anche un certo peso, hanno chiesto ripetutamente l'autonomia. Questo è accaduto subito dopo la Prima Guerra Mondiale. C'è stato un futuro Presidente della Repubblica che ha detto che il Veneto era il bubbone d'Italia, perché il Veneto doveva essere ricostruito, era un certo Luigi Einaudi. E io parto da una considerazione storica. L'autonomia non deve essere chiesta, ma deve essere meritata. Io faccio una proposta questa sera, io l'ho fatta anche in tempi recenti su un giornale locale, proprio quando c'è stato il referendum nel 2017, nell'ottobre del 2017. Diamo l'autonomia a tutte le regioni d'Italia, diamolela, decidiamo le materie, magari non saranno 23, saranno 15, saranno 10, e diamo l'autonomia sotto forma di patente a punti. Ci sono delle regioni che meritano l'autonomia, io credo che il Veneto meriti l'autonomia, ci sono delle regioni che hanno dimostrato negli scorsi decenni di non meritarla. Io le metterei alla prova a tutte le regioni, non sto parlando ovviamente di nord e di sud, sto parlando di classi dirigenti regionali che hanno più o meno amministrato più o meno bene queste regioni. E allora la questione De Luca, piuttosto che la questione Emiliano, piuttosto che la questione Sardegna, perché parleremo credo anche di pastori sardi questa sera, dove c'è una regione a statuto speciale che non riesce a tutelare i lavoratori, in questo caso i produttori di latte sardi, che dobbiamo salvare noi. Cioè io pongo questa domanda, ho letto ieri che il ministro Salvini ha proposto di acquistare attraverso 44 milioni di euro delle forme di pecorino per far alzare il prezzo del latte, portarlo da 60 centesimi a €1. Io non sono disposto a salvare con soldi pubblici una cosa, con soldi miei, lasciamo stare Veneto, Lombardia, eccetera, qualcosa che deve essere fatto ad esempio da una regione a statuto speciale come la Sardegna. Daniele Ceschi, questa cosa la approfondiamo, però magari corriamo anche il rischio di fare il bis del televoto. No, e anche perché poi c'è televoto di Sanremo, visto che voglio concludere, Vincenzo. Ti ho citato il mio post. Vincenzo, posso concludere? No, dobbiamo lanciare la pubblicità e poi comunque riprendiamo, sì. Però ripeto, il rischio è quello di fare alla fine del televoto, che poi alla fine nascono polemiche, poi c'è gente come me che esprime le proprie idee e non è possibile evidentemente. Allora Elisa, la pubblicità? Sì, e adesso un piccolo break pubblicitario e poi ci ritroviamo qui sempre in diretta, grazie. Rolex, Omega, IWC, Cartier, Audemars Piguet, Radime, da oltre 10 anni, esperienza e passione è al servizio di chi vuole acquistare un orologio di prestigio con la massima garanzia e serietà. Ma ricorda, se vuoi vendere il tuo orologio di prestigio, Radime te lo acquista alla massima valutazione. Radime, Viale Nino Bixio 31, Treviso.
radime.it. Benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Trasmettiamo dagli studi di Canale Italia a Rubano, Padova. Ecco, vorrei subito presentarvi i nostri graditi ospiti, che saluto. Si risolvano i problemi di chi ci ha mai detto questo. Allora, siamo entrati, abbiamo proposto, è una vergogna. Una cosa storia della strada. È nato quel modo dove non fate finta di niente. Voglio perché ci sia consapevolezza che una parte d'Italia sta lavorando da schifo. Eccoci, siamo di nuovo in diretta, sono le 21:17. Elisa, abbiamo qualcosa da dire ai nostri cari amici telespettatori che ci ascoltano da casa? Proviamo a dire qualcosa allora. Assolutamente sì. Siamo qui e vi ricordiamo che avete la possibilità di partecipare alla nostra trasmissione Insieme Idee e Persone, come pubblico, intervenendo in diretta TV con le vostre domande e curiosità. Partecipare è molto semplice, vi basterà inviare la vostra richiesta via email all'email casting@exo01.it. Grazie. Ecco, allora Elisa, dopo che l'avrei detto così, adesso sicuramente avremo un'inondazione di... Perché in effetti ci sono i cosiddetti, come li chiamo io, gli animali da tastiera, i leoni da tastiera, che scrivono i post, si rendono i duri, poi non hanno il coraggio di esporsi. Invece bisogna avere il coraggio di esprimere le proprie idee, perché penso che sia la cosa più bella di esprimere liberamente. Abbiamo interrotto Daniele Ceschin prima. No, volevo concludere il discorso sulla proposta di ieri del ministro Salvini rispetto ai 44 milioni di euro per comprare le forme di pecorino romano, no? per sostenere il prezzo Adesso poi sentiamo Sorato cosa ne pensa. Questo rischia anche di creare un doping dal punto di vista commerciale, c'è un cortocircuito che alla fine domani si sveglieranno i pastori piemontesi piuttosto che i toscani, piuttosto che i campani, altri prodotti, e chiederanno la stessa cosa, quindi mi sembra che noi stiamo sempre ragionando in vista delle prossime elezioni che saranno fra 10 giorni in Sardegna, quindi fra 10 giorni dei pastori sardi purtroppo non ne fregherà più nulla a nessuno, tantomeno al governo, né ai 5 Stelle né a Salvini. Sorato, le vuole aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto Daniele? Sicuramente la questione del latte sardo è una questione molto particolare, in quanto abbiamo una difficoltà nel vendere un prodotto in un territorio che è circoscritto a quello che è l'isola della Sardegna, dove ci sono delle difficoltà di vendita proprio di questo prodotto, però non è vero dal punto di vista che questa è mera politica, perché come Lega noi siamo sempre stati vicini a quello che è il territorio, per cui non è campagna elettorale, è vero che ci sono le elezioni in Sardegna per prendere la regione, però sicuramente non è quello che noi andiamo a portare avanti, correre, fare campagna elettorale sulla vendita di eventuale latte sardo rumeno, quello che si sta dicendo in questo momento per riuscire a portare a casa i voti. Il problema c'è, il problema in Sardegna esiste e come Lega stiamo prendendo in mano il problema per riuscire a risolverlo nella migliore delle maniere. Simeoni, vice segretario del Patto per l'Autonomia, il Friuli è sempre stata una regione, l'ultima mi pare ad avere lo statuto speciale, però nonostante questo 2 consiglieri diciamo autonomisti in Consiglio regionale. Ecco, abbiamo parlato anche prima, come possiamo, il Friuli come può dare come insegnamento al Veneto perché questo obiettivo si possa raggiungere, perché poi in effetti l'autonomia già in un certo senso l'avete conquistata, però nonostante questo c'è questa volontà ulteriore di
fra virgolette, autonomia? Sì, ma noi abbiamo un'autonomia che è molto particolare, che è nata per due motivi principali. Uno è stata quella della presenza della cortina di ferro del confine orientale, che quindi con gli anni 90 è venuta a decadere come motivazione. È rimasta la motivazione ormai superstite principale, che è quella della presenza di un gruppo maggioritario linguistico, che è quello di lingua friulana, e di altri due che sono quello sloveno, che è tutelato da trattati internazionali, e un altro di lingua tedesca. A fianco a questo si è inserita negli anni 60 la motivazione di concederci l'autonomia, perché questa zona era una delle più depresse d'Italia, e quindi questi tre gruppi linguistici, senza un sostegno di legislazione autonoma, rischiavano veramente di sparire. Noi siamo stati bravi negli anni, con le poche risorse che avevamo, di farle fruttare bene. Non è un vanto, però nella realtà abbiamo saputo destreggiarci bene, perché abbiamo da rendere merito agli amministratori friulani che abbiamo avuto negli anni 70 nella contingenza della ricostruzione post-terremoto, che sono riusciti a gestire benissimo le risorse. Dobbiamo ringraziare anche lo Stato che ci ha aiutato in quella difficile contingenza, però siamo stati gli unici a riuscire a ricostruire tutto. Siamo stati tra i pochi che non hanno fatto sparire i fondi della ricostruzione, e siamo riusciti a portare a volano questa disgrazia, facendo rinascere una regione che usciva con le ossa rotte da 2 dopoguerra. Quindi quello che possiamo dire, gli strumenti di autonomia sono utilissimi se sono contemplati assieme alla cultura locale, quindi un senso identitario che deve essere accompagnato. Non può essere solo una visione economica disgiunta da un sentire comune della gente, perché gli amministratori che vivono il territorio sono quelli che poi devono saper usare benissimo questi strumenti. L'autonomia, innanzitutto, come abbiamo dimostrato noi, è innanzitutto un'assunzione di responsabilità, è una scelta premiante, perché i cittadini vedono e sentono i risultati della buona amministrazione a contatto del proprio territorio, hanno tutti i mezzi per poter intervenire sui propri eletti, sui propri amministratori, e richiamarli all'ordine quando serve. Quindi io credo che l'autonomia sarebbe uno strumento chiaramente applicato in maniera differenziata e progressiva a seconda delle varie realtà, perché non tutti siamo uguali, però ripeto, senza un collegamento tra l'identità locale e gli strumenti di autonomia credo che rischiamo di andare fuori da un binario di un ragionamento fatto su buon senso. Quindi Agirbo, secondo lei l'insegnamento del Friuli il modello del Friuli si potrebbe utilizzare anche in Veneto, oppure... Ma ti dirò di più, sai che oggi abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione di Patto per l'Autonomia Veneto. Patto per l'Autonomia Veneto ha in realtà una doppia genesi. Una prima genesi che è da dove arriviamo noi, che siamo indipendentisti. La seconda genesi è onestamente aver preso spunto da quello che è il percorso che ha fatto gli amici friulani. Nel senso che oggettivamente quello che ha appena detto Simoni è esattamente quello che intendiamo anche noi. La cultura del territorio, l'istanza e la radicalizzazione di quello che noi siamo deve aiutare assolutamente a portare avanti questo principio sull'autonomia, ma più che altro l'altra genesi, ovvero sia dal fatto che noi siamo e arriviamo dall'indipendenza, siamo consapevoli del fatto che sbandierare, come fa qualche irredentista e indipendentista, semplicemente la bandiera per l'indipendenza è qualcosa che in questo momento è fuori luogo. Il percorso autonomista è sicuramente qualcosa che può aiutare, ma l'autonomia non come quella che sta per esserci propinata da questo governo, che è un'autonomia assolutamente farlocca, è un'autonomia che possiamo considerare tranquillamente un pacco. Il più è doverlo far capire ai veneti che quello che sta arrivando è nulla, perché come ho già sentito parlare anche da Tiso, l'autonomia che sta per arrivare è un'autonomia a costi storici, il che sta a significare che sarà un gran bel parlare di autonomia al momento attuale, ma di differenze rispetto all'oggi non c'è nulla, fatto salvo che potenzialmente, ma bisogna ancora capire che le carte non sono ancora sul tavolo,
la possibilità da parte delle regioni di spendere in modo diretto determinati costi che sono le stesse. I costi standard tra 3 anni sono... Sì, appunto, cioè costano 3 anni per una progressione 5 anni, poi 5 anni, chissà quanti governi ci saranno in 5 anni. In Italia già tanto se arriviamo alle elezioni europee con questo governo, cosa probabile. È una questione politica tra 5 Stelle, Salvini e Zaia. Salvini ha una paura micidiale che Zaia diventi l'elemento dirimente di tutta la Lega, perché lui ha una forza notevole, Zaia, questo lo ammetto, non è che ci voglia tanto. Trasversale più che altro, perché prende consensi anche... Ha una forza proprio sua personale, perché Zaia è diventato in questo momento l'elemento dirimente per l'autonomia e per il Veneto e soprattutto per Salvini. Guardate che qua qualche anno, fino a 2 anni fa, c'era anche l'ex sindaco Bitonci, adesso l'hanno piazzato al MEF, ma lì c'era uno scontro a tre, perché Salvini voleva mettere Bitonci a fare il governatore del Veneto, ma non è andato così perché Zaia è più forte. Ma sta rischiando molto Zaia adesso. E questo, certo, cioè se Zaia si limita a accettare fumo, è un rischio notevole per lui, perché lui prima ha garantito che tutti i soldi rimarrebbero in Veneto con la propaganda, dopo ha cominciato a dire aspetta un attimo, poi ha fatto un preaccordo con il sottosegretario Bressa del Partito Democratico, tra l'altro, un preaccordo, e poi hanno vinto le elezioni e quindi cosa succede? Domani mattina facciamo l'autonomia. Questa era l'idea. Ministro Stefani di Vicenza, se non mi sbaglio. Trissino, perfetto. Ministro Stefani era una dei nostri, tra virgolette, e quindi non c'erano problemi. Invece i problemi sorgono proprio nel momento in cui hanno vinto le elezioni. Perché se ci fosse stato il sottosegretario Bressa, adesso non dico che sarebbe stato tutto facile, ci mancherebbe, ma non avrebbero avuto all'interno della loro stessa maggioranza e tra la stessa Lega delle difficoltà che hanno adesso. E secondo me ieri sera qualcuno aspettava, era un'altra trasmissione, aspettava che addirittura firmassero ieri sera, ma in maniera ridicola. E oggi vediamo non solo che non hanno firmato, ma che qualcuno dice aspetta un attimo e vediamo, dobbiamo discutere in Parlamento. Uno dice sì e l'altro dice no in Parlamento. Mettetevi d'accordo, io dico, mettetevi d'accordo. Se Zaia avesse un po' di coraggio, potrebbe veramente ancora essere in grado di trasportare i veneti all'autonomia. Il problema è che Zaia in questo momento, a quello che sembra, ha timore di Salvini. Quindi le opzioni sono alcune. Diciamo che c'è una prima opzione che vede Zaia che viene spedito in Europa per evitare problemi al prossimo governatore. Fa una lista propria Zaia. Se Zaia avesse veramente voglia di riprendere in mano quella che una volta era la Liga Veneta, io sono straconvinto che i veneti lo seguirebbero. E una volta che hai già ottenuto il 98,1% del consenso elettorale con il referendum, che è un consenso trasversale perché hanno votato l'autonomia da Rifondazione Comunista a Forza Nuova, non c'è stato tutti, quindi se veramente si volesse c'è ancora la possibilità di prendersela l'autonomia in un modo o nell'altro, altro che De Luca. Però però effettivamente i precedenti non hanno giocato molto a favore, cioè tutti quelli che sono usciti dalla Lega alla fine sono usciti poi dopo un po'. Bassolari, quelli che sono usciti, per esempio Maroni, adesso è nel silenzio totale, lui non si è ricandidato, quindi... naturalmente c'hanno dei grossi problemi con Salvini, tra Maroni, Tosi ha fatto delle scelte sue personali, se ne è uscito. Le ha fatte perché l'hanno segato. Certo, perché tentava, però altre vie non gli è andata bene. Però qua è un problema non da poco, perché Zaia qua in Veneto ha il 60% in questo momento. Non è banale. Non dico che Zaia a livello nazionale sia come Salvini, questo no, assolutamente no. Ma in Veneto? Perché nel momento in cui questo qua sta parlando di autonomia, lui dal Veneto in giù non becca un voto, ma in Veneto lui ha un potere notevole, questo io glielo riconosco. Camerlone, se lei fosse al posto di Zaia cosa farebbe oggi? Farebbe scendere in piazza i veneti? Le faccio una domanda apposta perché magari so che lei è nazionalista, populista, quindi apposta le chiedo cosa farebbe. Allora, partendo appunto dal presupposto che noi siamo nazionalisti e patrioti, quindi questo è un punto fermo,
Al referendum consuntivo sull'autonomia abbiamo votato a favore perché riteniamo che dare la possibilità ad una regione di spendere e utilizzare le proprie risorse all'interno del territorio sia una cosa sicuramente importante. Siamo da sempre anche contrari alla regione in se stessa perché è lontana dal cittadino, è un carrozzone spesso utilizzato per riciclare i trombati della politica, lontano da quelli che sono le esigenze reali della popolazione. Riuscire a utilizzare questa autonomia dando maggiori risorse e maggiori poteri ai sindaci che hanno sicuramente il polso della situazione e alle province che oggi non contano più niente sarebbe secondo noi un buon modo di utilizzare questa autonomia. Ma quindi oggi se lei potesse scegliere, fosse governatore per un giorno, cosa si dimette? Farei altre cose prima di questa, comunque credo che l'autonomia sarebbe... Ceschini, lei non si vuole... Il problema però... Scusa, facciamo un po' di... Poi dopo la parola... Io ho sentito l'altro giorno, partecipavo a un'assemblea di artigiani in provincia di Treviso ed è arrivato il nostro governatore Zaia. E lui ha giurato e spergiurato che o portava a casa tutte le 23 materie o non firmava. Io sto a quello che dice Zaia, io non credo che porterà a casa le 23 materie. Non ci credo. Ormai e credo anch'io, e condivido l'opinione anche dei miei colleghi, che la forza di Zaia oggi sia indipendente dalla forza della Lega. Zaia ha un consenso suo personale enorme, lui ha sempre amministrato da assessore provinciale in provincia di Treviso 96-97 fino ad oggi, lui ha sempre fatto politica e ha amministrato, cosa che Salvini non ha mai fatto. Cioè Salvini parla, Zaia è uno che viene percepito, lo dico ai noi dal punto di vista del Partito Democratico, come qualcuno che ha governato. Questo l'uomo che fa, l'uomo del fare, molto di più di altri della Lega Nord. Quindi ha una sua forza che sono sicuro che Salvini teme moltissimo. Io non credo che sia Zaia che tema Salvini. È proprio Salvini che teme la forza di Zaia. Quindi Sorato, secondo Ceschini, non si fa l'autonomia perché Salvini non vuole dare questo privilegio a Zaia. No, l'autonomia intanto era... Parliamo in parole povere. Sì, l'autonomia è un punto del programma di governo, cosa che noi abbiamo fatto prima di partire a governare con il Movimento 5 Stelle, il contratto di governo, ha ragione, scusi, ma... Salvini teme Zaia, Zaia teme Salvini, noi semplicemente stiamo lavorando al governo per riuscire a portare quello che abbiamo promesso di riuscire a far avere alla nostra regione, quindi l'autonomia con le 23 competenze. Quello che probabilmente in questo periodo viene passato è che semplicemente c'è un tentativo di mascherare l'incapacità amministrativa di alcuni presidenti di regione che si sono dimenticati che la politica per prima deve essere dalla parte del popolo e devono dimostrare dove i soldi che vengono dati dallo Stato italiano vengono spesi. Quello che l'autonomia della Regione Veneto vuole dare è semplicemente una ritenuta su quello che viene dato a Roma, e non è un non pagare più quelle che sono le tasse dovute a Roma, ma è semplicemente tenere quelli che sono i costi, ad esempio dell'istruzione o ad esempio della sanità, per una gestione in proprio di quelle che sono queste possibilità. Regionale. Cioè quelli della sanità sono i farmaci, però abbiamo la possibilità di andare a trattenere quelle che sono le spese, e se c'è un'oculata gestione di queste capacità di spesa riusciamo ad avere una parte che possiamo reinvestire all'interno del nostro territorio. Certo, Tiso, cosa voleva dire prima? Voleva intervenire prima? Sì, no, sempre sull'autonomia, ma comunque... Adesso mi è anche sfuggito il Va bene, però, stiamo per pensarci. Girmo, alla fine una domanda che possiamo anche fare... Sì, volevo dire, mi sembra un po' strano che l'amico di Forza Nuova è nazionalista e anche autonomista. Non so se riesce infatti la domanda era proprio... spiegato in maniera... Se vuole glielo spiego. La domanda infatti generale che faccio, chi vuole rispondere può rispondere. Alla fine voi sapete che giovedì faccio una trasmissione interamente dedicata all'autonomia, lo diciamo... perché qui andiamo in onda a livello nazionale, quindi invece lo faccio a livello regionale, non riesco a trovare nessuno contrario a questa autonomia. Però poi alla fine dobbiamo fare il confronto comunque con l'ideologia di ogni partito, perché ci sono dei partiti che sono nazionalisti, patriottici. Prima ho detto
a Tiso il PD, a Sud è così, Forza Nuova lo stesso, però alla fine sono tutti d'accordo su questa autonomia. Allora ci mettiamo d'accordo, cioè nel senso... Ci vorrebbe uno del Sud qua. Ci vorrebbe uno del Sud. Sì, ma anch'io sono del Sud, però... Ma noi possiamo anche essere d'accordo in maniera anche trasversale, però come sull'autonomia, che è un tema molto importante, come sulla TAV, come sul TAP, di cui poi parleremo, purtroppo siamo impiccati a questo benedetto contratto di governo e alle contraddizioni del governo giallo-verde. Cioè, è questa la realtà, perché noi fino alle elezioni europee non sapremo, rispetto a questi argomenti che sono importanti, che incidono anche sulla vita delle nostre imprese, dei nostri cittadini, non sappiamo di che morte dovremmo morire. Quindi a Girbo in pratica il governo cadrà prima che si mette la firma sull'autonomia? A parte questo, mi fa un po' sorridere perché in questo momento c'è il rappresentante del PD che dice se cose potrei dire anche io che non sono certamente del PD. È coerenza, prima, nel senso che, faccio un dettaglio, tu hai detto prima Lega Nord, no? In realtà la Lega non è più Nord, la Lega è Lega Salvini, sono due cose completamente diverse. E vorrei ricollegarmi invece al contratto di governo, che è l'oggetto del contendere il problema maggiore in questo momento che abbiamo a livello nazionale, nel senso che prima il rappresentante della Lega ha detto che la Lega sta portando avanti quelle che erano le promesse anche elettorali. Sbagliato, non è vero. La Lega prima delle elezioni nazionali portava avanti un progetto che era flat tax, quindi pensava teoricamente all'elettorato del nord, perché l'elettorato del nord è concentrato su queste tematiche, eccetera, eccetera. Flat tax che è pressoché scomparsa. Si è piegata, si è sottomessa o ha preferito fare una campagna per reddito di nulla facenza, di cittadinanza, proprio perché ha bisogno anche la Lega di andare a prendere i voti al sud. Oggi qui credo che siamo tutti quanti veneti e un friulano. È difficile trovare qualcuno che possa essere contrario. Piuttosto tornerei alla prima domanda che hai fatto a Tiso, al quale non ha risposto, nel quale gli hai chiesto sostanzialmente cosa pensa del suo collega del PD che dice passate sul mio cadavere. Uno era De Luca, l'altro non credo sia più del PD, De Magistris, o comunque da quelle parti là, insomma. Quindi è il suo gruppo. Vabbè, diciamo De Luca fa parte di quel gruppo là, insomma. Allora, in realtà il problema è questo, cioè bisogna cercare di capire che l'autonomia non è portare via i soldi agli altri, ma è creare responsabilità nelle spese. E chi non vuole capirlo vuol dire che vuole continuare a rubare. Non ci sono altri discorsi a fare. Chi non vuole capire che l'autonomia è la responsabilità di una regione vuol dire che vuole continuare a rubare soldi. È altrettanto vero che togliere via la logica assistenzialistica che c'è da una certa latitudine in giù è difficile, perché se oggi noi dovessimo veramente avere le regioni del nord, quelle che hanno un residuo fiscale attivo, cioè Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, se queste regioni veramente potessero ottenere i 9/10 di residuo fiscale, così come era stato promesso in campagna elettorale, perché questo è stato promesso in campagna elettorale, anche se il referendum non diceva questo, perché il titolo del referendum era diverso, ma la promessa era saremo come Trento e Bolzano. Bene, allora, se veramente così fosse, il problema economico davvero lo avrebbero il meridione. Perché oggi queste regioni, le nord dico, sono munte dal meridione per gestire le proprie spese pazze. Questo è il concetto vero. Diciamo che il collega, naturalmente, lui è per l'indipendenza, non è per l'autonomia. Io sto parlando di autonomia. Sì, ma sei per l'indipendenza, perché alla fine tu Io dici, sto parlando di autonomia. E questi qua ci mungono i soldi, quindi dal punto di vista del concetto solidaristico tu tireresti indietro. Allora, io voglio... non travisare ciò che ho detto. Allora, piuttosto rispondi al discorso di De Luca. No, De Luca la pensa come meglio crede, fa parte ma è del di una, PD, è della tua parrocchia. Cioè. Cosa vuol dire? Vuol dire che evidentemente avete le idee confuse? No, confuse, diverse. In base ma anche scusa, non siete del suo partito? Diverse. No, scusa, pensa al tuo partito. Io penso il mio è coerentissimo. Io voglio l'autonomia. Io voglio l'autonomia. Io voglio l'autonomia. Te stesso siete sicuramente coerenti. Io penso che non bisogna assolutamente eliminare. Tra te e De Luca, che non siete se stesso, siete incoerenti. Infatti, no, io sono assolutamente coerente con me stesso, non c'è problema. Ma non con De Luca, stesso partito. Vabbè. Pensa come te vuoi. Non è un problema. Allora, comunque, scusi, facciamo una precisazione. Effettivamente, tornando alla domanda iniziale che l'ho fatto Tiso, rivolta a lei o comunque a chi vuole rispondere, effettivamente quello che dicevamo prima, ci sono dei partiti che qua in Veneto
ovviamente sposano un po' l'idea autonomista e, come dire, secondo il mio punto di vista si accodano un po' alla corrente, no? Quando sono arrivato a Venezia, quando ero 25 anni fa, prima volta che sono andato a Venezia, dico: scusi, dov'è Piazza San Marco? Segua la corrente, mi è rimasta impressa questa frase. Segua la corrente, e in effetti poi sono arrivato a Piazza San Marco. Qua tutti vogliamo l'autonomia, però effettivamente facciamo quello che dicevamo prima, facciamoci un esame di coscienza. Il vostro partito di riferimento, che sia Forza Nuova, che sia il PD, che sia Lega, cosa dice effettivamente riguardo a questo tema? Perché in Emilia Romagna, Tiso, voi siete storicamente forti e l'autonomia la state portando avanti. Sì, però non è la stessa autonomia Vincenzo del De Luca Veneto. dice: abbiamo non fatto un'autonomia del Veneto, non è la stessa autonomia del Veneto. Ci sono alcuni elementi che in Veneto sono richiesti, per esempio sulla questione del residuo fiscale. Non è la stessa cosa. Non dobbiamo essere chiari su questo, perché l'autonomia che viene richiesta dall'Emilia Romagna non è, per esempio, sulla questione della scuola, la centralità nazionale della scuola. Questo è un elemento non dirimente, cioè è un elemento importantissimo, perché se credo che è la gestione... I partiti dovrebbero fare uno sforzo nella loro struttura interna a cambiare mentalità, perché non ce n'è uno in Italia che abbia un fondamento federativo tipo la CSU bavarese. Fino a quando i partiti italiani non cominciano a fare questa differenza, avere una politica autonoma sul proprio territorio e federarsi al loro interno, io credo che chi parla di autonomia all'interno dei partiti nazionali lo fa con lingua biforcuta. Sono d'accordo su questa idea, Ceschini, è un po' la logica cerco di prendere più voti possibili, quindi al sud faccio una politica che è di consenso col sud, al nord faccio una politica di consenso al nord. Questo sta dicendo in pratica Simeoni, cosa dice? No, credo che stia parlando ovviamente del problema di molti partiti nazionali, e ovviamente ci mettiamo dentro tutti i partiti, perché la discussione sulla struttura dei partiti e sulle idee che circolano all'interno dei partiti rispetto a grandi temi, perché il tema dell'autonomia non è un tema secondario, lo stiamo trattando ovviamente qui in un salotto televisivo, ma è un tema vero che interessa i cittadini, che interessa le imprese, che interessa gli artigiani. Io faccio un esempio, mi collego anche a un tema che poi tratteremo, quello delle grandi opere. Ci sono in Veneto giustamente delle grandi opere da fare. Alcune sono in corso di realizzazione, vedi la Pedemontana Veneta, la vedremo credo alla fine del 2020. Poi vogliamo andare a vedere anche i conti della Pedemontana, perché quando percorreremo la Pedemontana ci renderemo conto quanto pagheremo quell'opera. D'accordo? Sono 2 miliardi e 300 milioni che sono stati spesi, adesso vedremo quanto costerà ai cittadini e alle imprese del Veneto percorrere quei 94 chilometri di strada. C'è un'altra opera, io vengo dalla provincia di Treviso, che già esiste e che se una regione autonoma, ma anche senza l'autonomia, volesse fare un discorso serio, potrebbe utilizzare in maniera ottimale, che è la A27. C'è un'arteria, la A27, che collega Mogliano Veneto a Belluno, che è lunga una settantina di chilometri, che ha 3 corsie per 50 chilometri, che se io la percorro è quasi vuota ogni giorno. Noi stiamo buttando dei soldi pubblici e consumando suolo nel nostro territorio, consumando quindi la cosa più preziosa che abbiamo, per costruire delle tangenziali che non servono, quando basterebbe liberalizzare, cioè aprire un tratto di A27 che diventerebbe la tangenziale delle città più importanti della mia provincia. Vittorio Veneto, Conegliano, la stessa Treviso e Mogliano. Cioè aprire una opera che già c'è, e questo discorso non lo possono fare i singoli comuni, lo può fare la regione. Anche senza l'autonomia lo può fare, volendo. Certo. C'è una proposta del Partito Democratico da 10 anni depositata in regione che nessun altro partito, anche quelli autonomisti, hanno preso in considerazione. E sono le cose che ci chiedono le nostre attività produttive. Liberalizzare, aprire la A27, se io per andare da Treviso Sud a Treviso Nord, se prendo l'autostrada, la A27, ci metto 5 minuti. Se devo raggiungere Treviso Sud da Treviso Nord, facendo ovviamente la viabilità ordinaria, ci metto mezz'ora se va bene. Quanto vale mezz'ora a un nostro imprenditore, a un nostro padroncino? Io parlo da cittadino normale. Cioè a tutti mezz'ora. Cioè mezz'ora. Quanto costa mezz'ora al nostro sistema produttivo? Sono quelli i conti che dobbiamo fare. Sono quelli i conti che dobbiamo fare. Io mi pongo dal punto di vista del cittadino, ma anche dell'amministratore locale. Ceschini sta dicendo in effetti che allora, secondo, se ho interpretato bene, il discorso dell'autonomia è una manovra, diciamo, di marketing mediatico. No. Perché se vogliamo fare l'autonomia ci sono tante occasioni per renderla giusta, per renderla... occasioni per
praticare l'autonomia anche senza l'autonomia. Dopo magari l'autonomia su alcune materie è giusto che ci sia, però rispetto a questo tema, all'apertura, alla liberalizzazione delle A27, che non vuol dire che io percorro la A27 gratis, vuol dire che per i cittadini che la usano come tangenziale è gratis, per chi la percorre tutta deve essere ovviamente pagata. Ed è una cosa che può fare benissimo un ente locale come la Regione, se vuole veramente fare la Leggo Regione. un comunicato così, non lo leggo, prendo spunto, la CGIL, CISL, UIL della scuola dicono che l'ipotesi di regionalizzare la pubblica istruzione è una proposta incostituzionale, quindi non si può fare perché mina l'unità nazionale. Perché quando, adesso ripeto, dirla così vuol dire tutto e niente, perché bisognerebbe andare a vedere cos'è effettivamente la proposta. Però quando io penso, addirittura ieri hanno detto che i nuovi entrati potranno scegliere, i nuovi insegnanti di ruolo veneti potranno scegliere se rimanere all'interno del sistema nazionale oppure entrare nel sistema regionale e guadagnare addirittura 200 euro in più al mese. Questo era scritto, non so sulla base di cosa, mi sembra ancora un po' fumoso sta roba qua. Ma la scuola dal punto di vista può essere anche gestita, ma nella scuola noi parliamo di programmi, no, a livello nazionale, parliamo di sistemi a livello nazionale, parliamo di programmazione, cioè c'è tutto un sistema che riguarda la scuola tra il nord e il sud, non all'interno del Veneto. Che cosa si insegnerà? È solamente la gestione degli insegnanti? Cioè, è una cosa molto fumosa. Cioè, io credo che la scuola debba rimanere nazionale, perché altrimenti perde il suo senso. Cioè, la scuola italiana, l'istruzione italiana, come dire regionalizziamo le università. Però Simeoni, la contestazione che si è fatto anche ieri è che però non è giusto che per esempio in Veneto non venga studiata la storia veneta, quindi andiamo a studiare la scuola dei Sanniti, che ne so, di quelli che sono si può anche studiare. Pare che in provincia autonoma di Trento e Bolzano questa differenziazione già esista, sia nel reclutamento che nei piani formativi. Scusate, non parliamo fra di voi perché sentiamo Simeoni cosa... Noi abbiamo la particolarità nostra che è quella di sopravvivenza dei nostri gruppi linguistici, quindi per cui un reclutamento su base locale o almeno pretendere, se si continuerà su scala nazionale, di avere insegnanti che siano in grado di conoscere le lingue che vengono parlate nella nostra regione, che siano in grado di conoscere la storia e la geografia del posto. Io credo che sia necessario, ma non solo per noi, ma per tutte le regioni. Se volete continuare, dico allo Stato, continuare a reclutare su base nazionale gli insegnanti, bisogna che siano preparati a conoscere il territorio, quello che si parla e le realtà economiche e sociali che esistono su quel territorio. Però anche vero, il Simeone è chiaro che l'insegnante deve essere preparato per antonomasia. Questo attualmente non accade. Questo è chiaro che altrimenti cosa può insegnare? Penso che sia anche umiliante per gli stessi insegnanti avere delle persone che sono ferme lì in attesa di occupazione, fermi nelle graduatorie da anni e anni. Caperlone, alla fine il concetto è che la cultura, cioè nel senso lo scambio culturale non deve avere delle barriere, dei muri, abbiamo fatto di tutto per eliminare i muri eccetera. Sicuramente il concetto che può venire fuori a prescindere dal discorso del partito, sono d'accordo o non d'accordo, però comunque la cultura non deve avere dei confini o delle limitazioni, o non dover dire io sono meglio perché sono più ricco e diciamo tu sei peggio perché no? Così. Certo, però credo che non credo sia un'autonomia di programma, il programma del Veneto sarà diverso dal programma della Sicilia, non ci credo, però credo che dare al Veneto la possibilità di utilizzare le risorse proprie per investirle nella scuola veneta sia importante, come per la Sicilia si spenderà la Campania o il Molise, riuscire a spendere le loro entrate all'interno della scuola della loro regione sia fondamentale. Sul programma non credo ci sia. Rimane una riflessione, poi chi vuole rispondere di voi, che comunque allora abbiamo una scuola che fa quella da tutte le parti, c'è poco da fare al sud sicuramente, adesso anch'io sono del sud, qualcuno del sud adesso cambierà canale per quello che sto dicendo, però abbiamo sicuramente al sud i professori sono stati per motivi X, Y, Z abbondantemente in esubero eccetera eccetera, perché è stato dato una specie di parcheggiatoio, si sa com'è. Però alla fine dobbiamo parlare di cultura, dobbiamo dare uno slancio a queste persone qua, però alla fine creare dei limiti penso che sia diciamo un po' una cosa negativa, non so come la pensate voi a Girmo.
Ma guarda, torno ad una battuta fatta prima, mi ricollego a quello che diceva l'amico del Friuli. Il Veneto come lingua è riconosciuto dalla regione, è riconosciuto dall'Europa, non è riconosciuto dallo Stato italiano. C'è stato la settimana scorsa un gruppo dal Veneto che è partito al Ministero per chiedere per l'appunto il riconoscimento della lingua veneta. Vorrei ricordare che non è parlata soltanto in Veneto, ma ad esempio in Brasile è riconosciuta come lingua a tutti quanti gli effetti, anche se si chiama Talian senza lei davanti. Il fatto di poter dare l'opportunità, non dico tanto di programmi diversi, ma di strutturarsi a livello proprio organizzativo in un modo autonomo, con le risorse autonome, non vedo dove dovrebbe essere il problema. Io dubito che si andrebbe a studiare qualcosa di stratosfericamente diverso da quello che è il programma, ma sicuramente, ad esempio, proprio per parlare di cultura, magari vedere un pochino di più quello che è anche la storia del Veneto, considerando che il Veneto ha avuto 1100 anni di storia, l'impero romano ne ha avuti 900, l'Italia ne ha avuti 150 e poco più. Quindi, tutto sommato, io credo che le pagine dedicate oggi nei libri di storia italiani sul Veneto siano 3 righe. Si parla di Casanova, si parla di le Repubbliche Serenissime, la Repubblica Serenissima in quanto Repubblica Marinara, che non si considerava tale, perché era una Repubblica a tutti quanti gli effetti. Chiamarla Repubblica Marinara è uno sminuire ciò che è stato. Okay. Sì, ma non puoi parlare così. Io parlo così perché è la storia. Guarda, c'è uno storico. Anche se il PD essendo uno storico non può essere d'accordo, non può non essere d'accordo. Si studia su un manuale, si studia. Cosa? No, scusami. Si studiano la storia della Serenissima, ha avuto grandi studiosi italiani. Un programma base scolastico unico ci deve essere, però dopo è ovvio che all'interno di ogni regione deve essere studiata quella che è la particolarità della propria regione, la lingua della propria regione, perché sennò andiamo a morire, ci standardizziamo tutti. Sì, però quello che salta all'occhio è che le sigle sindacali si sono incaponite su questo discorso dell'autonomia, però non si sono mai incaponite sul fatto che comunque abbiamo una scuola che non produce formazione, dove effettivamente l'alternanza scuola-lavoro è una cosa assurda e dove i programmi sono ancora all'età borbonica. Allora io non capisco, faccio il cittadino ignorante. Allora le sigle sindacali vedo sempre attente a difendere quando evidentemente gli fa comodo certe situazioni, e poi alla fine invece fare le battaglie per i programmi aggiornati le situazioni, questo invece no. Però abbiamo uno stacchetto pubblicitario, vero Elisa? Perché assolutamente poi, sì. Anche perché poi i nostri telespettatori non vedono l'ora di poterti rivedere un attimo, dai, allora eccoci qua. Benissimo, allora siamo giunti alla pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo sempre qui in diretta, grazie. La tua agenzia viaggi. Con il network Infovacanze sarai assolutamente indipendente, ma affiancato da un team di tutor e colleghi sempre disponibili. Potrai far crescere la tua impresa specializzandoti in outgoing, ma se vorrai potrai sviluppare anche dei tuoi progetti di incoming. Prima di venire a parlare direttamente con me, passa dalle nostre agenzie, senti cosa dicono di noi e poi vieni a trovarci. Inizieremo un viaggio assieme. Per tutte le informazioni telefona al numero verde in sovraimpressione oppure entra nel sito www.infovacanze.it.
benvenuti ad un'altra puntata di Insieme Idee e Persone. Trasmettiamo dagli studi di Canal Italia Rubano, Padova. Ecco, vorrei subito presentarvi i nostri graditi ospiti, che saluto. Si risolvano i problemi di chi ci ha mai detto questo. Allora, siamo entrati, abbiamo proposto, è una vergogna. No, una cosa solida da fare. È nato col botto dov'è? Se voleva toglierlo, Voglio perché ci sia consapevolezza che una parte d'Italia sta lavorando da schifo. Ecco, siamo di nuovo in diretta, sono le 21:55, ancora pochi minuti con noi. Ecco, però chiediamo, abbiamo qui Elisa, molti, non è una fake news questa, alcuni ci hanno chiesto, siccome era presente Elisa anche nella trasmissione di ieri, ma come si chiama questa Elisa, da dove viene, eccetera. Allora ti faccio una domanda in più, Elisa. Allora Elisa, da dove vieni? Sei veneta, vero? Assolutamente sì, sono veneta. E basta, per oggi. Non ne basta. Ecco, però basta, non diciamo altro. No, perché poi fra l'altro non è una battuta, ma Elisa non ha i social, quindi non si può raggiungere. Quindi vabbè, pazienza, dovete chiedercelo a noi e noi informazioni ne possiamo dare. Elisa, questo sponsor, Exo 01, ci vuoi un po' dire che cosa fa di bello per le imprese del Veneto, dell'Italia? Assolutamente sì. Allora, Exo 01 è una società di comunicazione che si occupa di valorizzare le attività delle imprese. Non produciamo solo siti, grafica, eccetera, ma siamo vicini all'imprenditore proprio per valorizzare la sua immagine, mettendo a disposizione tutti i canali mediatici, TV, giornali e social. Accendere i riflettori sulla tua azienda ti permette di avere visibilità e rimanere competitivi sul mercato per sbaragliare la concorrenza. Se vuoi essere unico, affidati ad Exo 01. Perché poi gli imprenditori si lamentano che i propri prodotti non vengono, diciamo, nessuno li conosce, bisogna avere l'agenzia di comunicazione, quella, diciamo, che sa usare i mezzi di comunicazione. Ecco, tornando ai nostri ospiti, prima nel fuori onda è venuto fuori il discorso, la cultura, cioè le cose tradizionali dell'uomo sono il linguaggio, la musica, lo scambio, la scrittura, e se noi cominciamo magari a giro, però la voglio provocare, se cominciamo a pensare che c'è la lingua veneta, che alla fine bisogna parlare il veneto, che bisogna avere la scuola con i professori veneti, addio confronto culturale, ci isoliamo, non è più scambio, diciamo. Il rischio, la deriva estremista potrebbe essere quella. Allora, quando mi dicono tu sei un indipendentista per cui sei tratto, bene, allora ribadisco, sì, il mio sogno sarebbe l'indipendenza del Veneto. Sono altrettanto consapevole che l'indipendenza oggi come oggi sia un qualcosa che non ha la possibilità di essere maturata. Sicuramente in questo momento noi andiamo avanti per un discorso di autonomia e non di dipendenza. L'autonomia che vogliamo però è quella che ci è stata promessa. Ci è stato promesso Trento e Bolzano, ci è stato promesso un 9° residuo fiscale, quello vorremmo come autonomia. Dimmi che è giusto o non è giusto. I veneti sono andati a votare con questa convinzione. La democrazia fino a prova contraria è potere al popolo, o meglio, più o meno ci siamo, ok? Quindi se è così e se i referendum sono la maggior esponenzialità della democrazia, questo è quello che dobbiamo ottenere. Ti sono 30 secondi perché siamo quasi in chiusura. È stato venduto così, è stato venduto bene, è un bel marketing, visto che qua stiamo parlando anche di marketing, ma la sostanza non è quella che vuole Gismo, non è quella, perché la sostanza non è Trento e Bolzano. No, l'indipendenza sappiamo che non ci sarà perché è anticostituzionale e se qualcuno vuole che arrivino i carri armati allora parliamo di indipendenza, ma presumo non sarà così. Però è stato venduto così e nel cappello o nel cilindro adesso non sappiamo più bene che cosa ci sia e quindi là ancora c'è fumo, come è stato venduto il referendum, là ancora fumo. Ripeto, qua trasversalmente, se non ho capito male, siamo tutti autonomisti. No, vogliamo un'autonomia diversa l'uno dall'altro, c'è chi vorrebbe ingrassarsi di tutte le 23 materie, sappiamo che non sarà così, capiremo anche come sarà l'imatura e sappiamo che il Parlamento qualcuno vuole
discuterla questa, anche chi viene dal sud. 10 secondi, una provocazione veloce, mi ricordi tanto l'epoca dei soviet. Allora, arrivano i carri armati, no? No, è la battuta, ma te la faccio. Allora, guarda, in questo momento in Catalogna ci sono 10 persone agli arresti perché hanno fatto un referendum democratico per chiedere l'indipendenza. Ok? Sono arrivati sì i carri armati là. Certo. Tu sei d'accordo su questo? Io non sono d'accordo sulla violenza. Infatti l'ha fatta il governo la violenza, non i catalani. Sono d'accordo sul rispetto delle regole. Sei d'accordo con la violenza che ha usato la Spagna nei confronti dei catalani? Io non conosco bene le norme catalane. Sei d'accordo con il fatto che hanno picchiato la gente per un referendum democratico? Non sono d'accordo sulla violenza. Questa è la democrazia del PD. Io ti dico che chi è contro la Costituzione spagnola, come capisco in questo caso, e vuole l'indipendenza, evidentemente le scelte dello Stato, quando c'è una provocazione così forte, era probabilmente, lo dico, non lo conosco, poteva essere anche l'uso nei confronti dei cittadini. Ragionando così saremmo ancora sotto Giulio Cesare. Appunto. No. Poi mi ricordo che in Europa ci sono state più di qualche secessione di vari stati senza grandi violenze. Quali? Ma ce n'è uno grande, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Hai presente? Secessione, perché era caduto il comunismo. Si sono divisi democraticamente. Cioè, ragazzi, la democrazia è democrazia. Forse avete dimenticato cos'è il significato della parola democrazia. Il problema era che là erano stati appiccicati. C'è uno storico, 1866, l'ha parlato lui, anche noi siamo stati appiccicati. Beh, insomma, su questo avrei molto da ridire. Anch'io. Va bene, allora ecco, adesso prima che Elisa ringrazi i nostri ospiti singolarmente, vorrei chiudere dicendo che effettivamente l'autonomia è una conquista, la democrazia è importante, è sicuramente un popolo che si vuole, diciamo, come dire, avere maggiore autonomia, secondo il mio punto di vista dovrebbe essere accontentato, altrimenti veramente potrebbe correre il rischio di avere, diciamo, come dire, il senso della democrazia, però questo non deve poi pregiudicare lo scambio, cioè effettivamente perché secondo me le regioni del sud, io non posso strumentalizzare questa autonomia, facevano passare il nord come i cattivoni, invece a chi ci ascolta dal sud dico che questa cosa non è vero, perché comunque io vivo il nord, ogni giorno sono del sud anch'io e vi posso garantire che c'è la massima disponibilità al dialogo, non è vero che vogliamo fare i muri qua in Veneto, il filo spinato come fa Trump col Messico, sono tutte idiozie, si rimane italiani soltanto semplicemente si vuole un riconoscimento dell'identità di questo territorio che dal mio punto di vista, lo dimostro ogni giovedì quando faccio questa trasmissione, è veramente veramente forte e consapevole, e questa consapevolezza non si può eliminare non facendo l'autonomia, è una cosa che comunque andrà avanti, è una cosa che comunque vincerà e su questa cosa non ho dubbi. Elisa, vogliamo ringraziare i nostri ospiti? Assolutamente sì. Vado a ringraziare Federico Simeoni, vice segretario Patto per l'Autonomia. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a lei. Pier Giovanni Sorato, coordinatore regionale del Movimento Giovani Padani e assessore all'urbanistica di Pianiga Venezia. Grazie mille a voi. Grazie a lei. Nereo Tiso, consigliere comunale Padova del Partito Democratico. Grazie, arrivederci. Grazie a lei. Roberto Agirmo, vicepresidente Patto per l'Autonomia del Veneto. Viva San Marco. Alessandro Caberlon, coordinatore Forza Nuova di Rovigo. Grazie a voi. Grazie. E Daniele Ceschin, vice sindaco di Mogliano Veneto, Partito Democratico. Grazie. Buonasera. Grazie a voi. Bene, non ci resta che augurarvi una buona serata, una buona continuazione. Non mancate di guardare le nostre trasmissioni per chi è in Veneto il giovedì dalle 21 su Serenissima, canale 15. Parliamo solo di autonomia, invece qui al canale 84 parliamo invece anche di autonomia ma anche di altre cose che riguardano temi nazionali. Non abbiamo fatto tempo a parlare di altri argomenti, ma sono sicuro che il prossimo venerdì troveremo argomenti e spunti di condivisione, magari chissà, sperando anche trasversali. Alla prossima. Grazie.